Bonjour à tous et bienvenue dans la Pieve d'hiver, des deuxième étape donc dans cette Pieve de Haute-Corse. Nous sommes aujourd'hui au village de Campi, situé juste derrière moi. Nous allons à la rencontre de Diane Vernet-Christiani, future agricultrice. Elle a tout juste 21 ans. Elle compte s'installer dans quelques années en castéiculture et aussi en prenant des chèvres au village. On la retrouve donc tout de suite à Campi. RCFM e Campacui. Allora, so di Campi da un moabu, so guida boi sempre, fatto tutta modi dell'ina gui e c'è sempre a mova mia, a mo mamon e mo parenti, siamo sempre gui, campo gui all'anno, da boi che si rientra dai miei studi in continenti e sto gui sempre in paese. Allora, oggi sono impiegata a Camera d'Agricoltura perché quando sono rientrata dai miei studi voglio installarmi come uomo per fare le castagne e di noi gabre, ma la situazione economica oggi non è mica propria per un'installazione, dunque aspetto appena, posso continuare a imparare in un mistero a Camera qui gabrati, pegurati per un momento è da fare così, ma spero da qui a 3 o 4 anni installarmi come gabre qui. Mo ha fatto sempre castagne qui a Varina, a dai castagneti e di una passione perché a mia mamma stava guidando quando era zidella, ha fatto anche le castagne, i burci, come all'epoca tutto il mondo lavorava in agricoltura o paese. Donc a mia mamma e mio babbo mi hanno dato questa passione di un lavoro assai difficile, ma in famiglia sempre un'operata per cogliere castagne. È un bel momento e assai lavoro. Allora, oggi in paese siamo 7-8 all'anno, d'estate con le mie 15. C'è mica assai vita in un paese, ma so qui, so sola giorno, ma aiuta da appena vita. Spero che questo paese quando mi installerò. Spero che la si passerà ad essere difficile perché oggi una installazione in agricoltura è difficile anche di più con le gabre perché c'è una filiera che si muore appena, voglio un formaggio e vende nei mercati e anche qui nei paesi. A so che assai gabrati si piantano in questi tempi, ma io sono sicura che c'è una vena per le gabre, per l'agricoltura, per il pastoralismo e per i giovani che vogliono campare nei paesi. Et demain, c'est un ferronnier d'art qui sera avec nous pour notre troisième étape des Campacui dans la Pieve d'hiver. Nous le retrouverons en pleine de l'aiguille de 7. Il s'agit de Félix Ortali. À domani. RCFM e Campacui.